Dopo l'alluvione del 2010 sono stati realizzati o avviati interventi per la difesa idraulica del Veneto, che attualmente ammontano a oltre 860 milioni di euro. Sono queste le cifre fornite dal presidente della regione Luca Zaia, delineando, insieme all'assessore all'ambiente e alla difesa del suolo Giampaolo Bottacin, il quadro delle cose fatte per garantire la sicurezza del territorio. Non si tratta solo di grandi opere strutturali, come i bacini di laminazione capaci di contenere milioni di metri cubi d'acqua, ma di un'azione diffusa di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idraulico, ha spiegato Zaia durante il punto stampa a Palazzo Balbi. Indubbiamente oggi il Veneto è più sicuro di 5 anni fa, ribadisce il governatore, tenuto conto che, dopo l'alluvione del 2010, abbiamo dovuto registrare eventi calamitosi praticamente ogni anno. Ma abbiamo affrontato il problema in maniera scientifica, sotto la supervisione del professor Luigi Dalpaos. La spesa complessiva indicata, ha aggiunto il presidente, ammonta a quasi 3 miliardi di euro, una cifra esorbitante per le sole finanze regionali. Ma ci siamo rimboccati le maniche e utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione, in 5 anni abbiamo ultimato, o sono in corso di ultimazione, 714 interventi che comprendono anche 12 bacini di laminazione per oltre 300 milioni di euro.